Mentre a Cortina il blitz dell'Agenzia delle Entrate fa ancora male, a Jesolo e Sottomarina si continua a discutere. Giusti controlli, dicono gli operatori del settore, ma ci sono modi diversi per raggiungere lo stesso risultato senza creare tanti problemi alle attività. Mi domando come in un paese Italia si possono ancora fare controlli fisicamente sul posto quando con il dato telematico ormai è tracciabile praticamente tutto, soprattutto nel nostro settore. E questa ecco, è l'unica, se vogliamo, speranza che un domani si possa arrivare a fare una verifica di questo tipo senza dover stare in un'azienda in piena attività, magari diverse ore. Un modo per risparmiare risorse e uomini. Ricordiamo che per i controlli nel veneziano sono intervenuti oltre 90 uomini fra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Già la crisi economica sta facendo barcollare anche i più solidi, poi questi controlli, dicono, rischiano di aumentare l'esasperazione di esercenti e commercianti che devono fare i conti con una stagione difficile. Ed oggi nel Bellunese vertice per parlare di turismo ed ovviamente della maxi operazione che questa volta ha toccato il litorale veneziano. Noi non sappiamo fino a che punto il sistema economico regga una pressione fiscale e un fabbisogno di cassa che il governo ha. Va detto che come periferia dell'Italia sicuramente le imprese sono stanche di andare a risolvere problematiche che sicuramente in parte hanno generato. Nessuno è santo, io non sono il primo che dice eso, però diciamo, nel limite del possibile. Un qualcosa siamo costretti a evadere, perché la mancia è il cuoco devi dargliela, perché questo, perché guarda, è tutto un insieme di qualcosa si fa, però diciamo non è. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare i risultati del maxi controllo nel veneziano. Nel frattempo il litorale si sta preparando ai 2 mesi finali di una stagione da dimenticare. Agosto non dovrebbe portare sorprese, ma la speranza è tutta per settembre. Non è da escludere che molte aziende prolungheranno la stagionalità quest'anno al mese di settembre nella speranza di recuperare quanto non fatto nel mese di aprile e maggio e la prima quindicina di giugno. Si potrebbe salvare in questo modo la stagione? Dobbiamo crederci, credo che come imprenditori abbiamo dovere di farlo.